Assessore Pizzimenti, oggi si è parlato dell'importanza della Società Filologica Friulana nel contesto sociale della nostra regione, ma anche della ricostruzione del Castello di Colloredo come simbolo della ricostruzione dopo il terremoto. Sì, in effetti non si può non parlare del Castello di Colloredo, essendoci qui presenti oggi. È ovvio che la società filologica ha uno suo, dei suoi lavori in corso, però era giusto portare il saluto della Giunta, ma soprattutto quello che è stato fatto nel Castello di Colloredo. Il castello, lei ha sottolineato, è un punto di raccordo tra il passato e il futuro. Assolutamente sì, rappresenta secondo me la fine di quell'evento tragico del 76, perché è l'ultima opera importante dopo post terremoto, ma rappresenta anche l'inizio dello sviluppo di quell'area, del simbolo di quello che è la rinascita di quella parte dell'area del Friuli, perché il castello ha una potenzialità enorme dal punto di vista turistico, congressuale, qualsiasi cosa che si può all'interno fare, perché ha degli spazi molto grandi, molto belli e che possono essere usati per qualsiasi evento. L'impegno della regione sul castello è forte e da breve partiranno anche i lavori sul mastio. L'impegno della regione è fortissimo, oltre ai 10 milioni finali che sono stati messi appunto per ricostruire il mastio, soprattutto anche dal punto di vista delle persone che ci lavorano per questo castello, che sono ormai tutte all'interno della nostra struttura.